3529. Oggi abbiamo come gradito ospite Sandro Mazzatorta, sindaco di Chiari. Ciao Sandro. Ciao Maria Piera, e saluto a tutti gli ascoltatori ovviamente. Ecco, Sandro Mazzatorta è una persona di grandissima esperienza, oltre ad aver fatto il senatore per diversi anni, è sindaco di Chiari da ben 10 anni, perché è stato eletto una prima volta nel 2004, una successiva volta riconfermato nel 2009 con una percentuale della lista Lega Nord notevolissima. E quindi cosa mi dici dopo 10 anni di amministrazione? Ti dico che ho passato 10 anni impegnativi ma molto stimolanti. Chiaramente la funzione del sindaco è cambiata anche in questi 10 anni. Io ho iniziato a fare il sindaco nel 2004, allora il patto di stabilità già c'era, ma era un patto abbastanza elastico e non particolarmente rigoroso, quindi ho avuto l'opportunità e la fortuna di poter investire anche molte risorse in opere pubbliche che la mia città attendeva da decenni. Mi ricordo per esempio che nel 2005 riuscii a investire concretamente e poi a realizzare oltre 10 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche. Poi negli anni ovviamente il patto di stabilità è stato reso molto rigoroso, diventando praticamente un vincolo fortissimo all'attività dei sindaci, e adesso davvero fare il sindaco, io dico spesso, è un atto di eroismo. Si è davvero in difficoltà a poter rispondere a tutte le richieste che arrivano dal territorio, dai cittadini, dalle imprese, con risorse sempre più scarse, limitate, una legislazione sempre più complessa e farraginosa, con una valanga di adempimenti dove appunto prevale ormai la cultura burocratica dell'adempimento formale sulla cultura del risultato, del progetto che porta un beneficio diretto al territorio. Certo, e in più ricordiamo che Chiari è una cittadina, una città insomma, quindi anche... È città dal 1862, ci tengono i clarensi a ribadirlo. Ecco, perché i cittadini di Chiari si chiamano clarensi. Clarensi, ecco, sì. È un bel nome anche. Assolutamente sì, è una città vera e propria, perché oltre ad avere questo titolo da oltre 150 anni, è anche una città che è dotata di tutti i servizi. Ovviamente si trova sulla linea ferroviaria Brescia-Milano, ma tutti i servizi amministrativi degli enti preposti, quindi sicuramente è una realtà molto interessante. Ecco, in più adesso abbiamo anche in fase di ormai ultimazione la famosa Brebemi, che passa proprio da Chiari, quindi. Passa da Chiari, ha un casello autostradale a Chiari, anzi addirittura ha un'area di servizio molto importante a Chiari, quindi questo ci consentirà di agganciarci a una rete autostradale e quindi di collegarci a Milano in poco più di 20 minuti e a Brescia in poco più di 10 minuti. Ecco, quando sarà aperta la Brebemi? Come? Quando sarà aperta? A breve mi sembra, no? Ci dicono che dovrebbe aprire ufficialmente verso luglio di quest'anno. Credo che dovrebbero mantenere l'impegno, perché ormai sono in fase solo di definizione degli ultimi accorgimenti, diciamo, tecnici. Ormai il casello addirittura è già pronto, la infrastruttura è già pronta da parecchi mesi, devono solo posizionare la segnaletica, le ultime cose, e poi a luglio immagino che verrà ufficialmente aperta, inaugurata. Dipende molto ovviamente anche da Regione Lombardia, che attraverso le sue società, infrastrutture lombarde, governa la realizzazione, la progettazione e poi la realizzazione di questa importantissima infrastruttura. Sandro, ti interrompo perché abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, buongiorno Sindaco. Buongiorno. Avrei una domanda per lei. Cosa ne pensa dei costi standard per la politica? Perché sento molto parlare dei costi standard per la sanità e per tutto il resto, però secondo me una persona come lei, che come ha detto sono 10 anni che fa questo lavoro, non lo fa per un tornaconto personale, lo fa perché è una vocazione, se vogliamo metterla come se fosse una fede, far politica. Quindi mi domando e chiedo se ci fosse la possibilità di fare dei conti standard, non parlo dei sindaci, ma parlo fondamentalmente anche di ministri e di senatori che non sanno nemmeno quello che fanno,
ma prendono troppi soldi. Io sono del parere che la Lega, in quanto tale, dovrebbe quantomeno fare un progetto o una proposta del tipo: prendete 3.000 euro al mese e sono già troppi, lo fate per passione, altrimenti evitate di fare questo lavoro, che sono 3 governi che stanno rovinando gli italiani. Non so lei cosa ne pensa di questo standard che dico io. Bisogna avere qualità prima di quantità, perché questi senatori, questi ministri fanno tutt'altro tranne che il benessere delle persone che le votano. Grazie per il contributo, ma sì, Sandro, tu sei stato anche senatore, quindi conosci entrambe le situazioni. Forse parlare di conti standard è un po' improprio, e poi insomma non sono tutti ignoranti, no? Quelli che fanno politica. Allora qui si apre un tema davvero che ci potrebbe portare a discutere per ore, che è quello della qualità della classe dirigente. Il problema reale di questo paese è sempre stato ed è ancora oggi questo, non è il problema della legge elettorale. Le leggi elettorali fotografano, sono macchine fotografiche. Se io ho un cattivo panorama, posso avere una macchina fotografica ultra digitale con 100.000 pixel, ma alla fine fotografo un pessimo panorama, un pessimo sfondo. Il vero problema è quello di creare classe dirigente. Noi lo abbiamo fatto come movimento nell'arco di 20 anni, abbiamo fatto crescere sul territorio tantissimi amministratori locali che piano piano, svolgendo la funzione di consigliere, poi di assessore, poi di sindaco in provincia, in regione, oggi hanno tutte le caratteristiche anche per ricoprire ruoli politici importanti, anche a livello nazionale, lo hanno fatto, lo faranno. Il problema è proprio questo, cioè di evitare che ancora una volta sulle autonomie locali si scarichi il problema dei costi della politica, per cui il consigliere comunale deve ricevere 10 euro per partecipare, magari rinunciando alla sua vita personale e affettiva, e invece magari poi scopriamo che a Roma dirigenti, perché questo poi è anche un altro aspetto, che spesso riguarda la politica ma si dimentica la burocrazia, ecco, qualche dirigente della burocrazia romana viaggia sui 500.000 euro e nessuno dice nulla, ecco. Beh, gli stessi funzionari di Camera e Senato, no? Mi sembra. Beh, su Camera e Senato ne avrei tante da dire. No, nel senso che gli stessi funzionari guadagnano più di un parlamentare. Assolutamente sì, ma infatti io ho avuto l'occasione di fare un'analisi del bilancio interno del Senato. Il 75% del bilancio del Senato è dato dagli stipendi, dalla macchina burocratica. Per cui quando sento dire da Renzi eliminiamo il Senato, ma in realtà il 75% del costo di quell'organo rimarrà, ce lo porteremo dietro come la vera zavorra. E quindi il problema è che ci sono all'interno di quell'ente 1.000 persone, nel Senato lavorano 1.000 persone, e mi chiedo anche qua, forse non sono tutte utili, che guadagnano cifre da capogiro. Diversamente, ripeto, i senatori hanno indennità molto importanti, a volte anche troppo rispetto alla qualità del loro lavoro, ma nell'ambito dell'organismo Senato non sono quelli sicuramente più pagati. Ecco, poi abbiamo... sulla parametrazione delle indennità di funzione, io sono perfettamente d'accordo, mi sembra assurdo. Io lo dico con tutta franchezza, prendo come sindaco della città di Chiari netti sui 2.100 euro al mese. Ovviamente ho dovuto sostanzialmente ridurre radicalmente, se non quasi fermare la mia attività professionale da avvocato e dedicare 7 giorni su 7 la mia attività al comune di Chiari. Forse andrebbe fatta una riflessione, perché è chiaro che un sindaco che è impegnato in questo modo meriterebbe qualcosa di più, però ripeto, è un tema che ci porterebbe a discutere ore e ore. Quello che conta, e chiudo davvero, è fare classe politica e fare classe dirigente di questo paese. Qui è un lavoro enorme che bisogna tutti fare assieme e procedere in una stessa direzione. Certo, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Padania Libera. Padania Libera, lei? Riprendo il discorso della Prebene. Io faccio l'autista, volevo dire, adesso ci saranno le infrastrutture ma non c'è più il lavoro. Purtroppo io ho 25 anni e faccio l'autista, quando c'era il lavoro eravamo tutti in colonna. Adesso che arriveranno le Prebeni, Pedemontana e quant'altro, qua al nord non c'è più lavoro.
Purtroppo, Padania libera. Padania libera, passiamo alla prossima, pronto? Sì, buon pomeriggio, Padania Libera, sono Luciana dalla provincia di Udine. Io volevo solo chiedere una gentilezza, o perlomeno fare un appunto. Io non sopporto che si dica, quando si parla dei parlamentari, guadagnano tot. Questa gente non guadagna un bel niente. Questa gente in camera, in cassa, si appropria, non so come dire. Ecco, mi piacerebbe che i nostri, almeno i leghisti, dicessero incamerano, hanno questo stipendio, ma guadagnano, siccome io so cosa vuol dire guadagnarsi qualcosa, ecco, trovo che sia una parola impropria riferita a questa gentaglia. Tutto qui, grazie e scusate dell'intervento. Beh, non so se la signora sta parlando degli attuali o dei passati, perché comunque passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Gino da Brescia. Ci dica, Io Gino. vorrei far presente al sindaco di Chiari la situazione in cui ormai non so in che percentuale di popolazione della Lombardia si viene a trovare. Il problema è questo. Praticamente se una persona non è esente dai ticket, praticamente ormai la sanità deve pagarsela tutta. A questo punto conviene fare un'assicurazione, perché una radiografia sono 50 euro, un'analisi del sangue sono 115 euro. Se mettiamo, cioè questo qui solo per iniziare, salvo poi le terapie eccetera eccetera, la visita di controllo che poi è bella. Praticamente di cosa stiamo parlando? Di sanità d'eccellenza, questa qui è una sanità a pagamento e neanche ottimale. Grazie Gino, d'altra parte lei sta parlando di ticket. Sandro, cosa mi dici di queste telefonate? Ma innanzitutto dico che bisogna stare molto attenti a definire così genericamente chi si dedica all'attività parlamentare come Gentaglia. Io posso portare la mia esperienza, io su 315 senatori posso dire che ne ho visti all'opera effettivamente 30-40, cioè questi erano quelli che lavoravano, però questi 30-40 li ho visti, tra cui anche ovviamente i senatori della Lega che erano i primi a lavorare, i primi a essere presenti in commissione, in aula, a fare progetti di legge, a migliorare le leggi che venivano presentati dal governo. Mi ricordo i pacchetti sicurezza, cioè se non ci fosse stato un concreto e fattivo intervento dei gruppi parlamentari alla Camera e al Senato della Lega, probabilmente avremmo avuto grosse difficoltà in quella fase. Poi è successo che il sistema e la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno smantellato quel pacchetto. Quindi cercherei di evitare queste generalizzazioni. È sbagliato perché dire sono tutti ladri, è sempre sbagliato. Poi la verità dei fatti, il tempo è galantuomo, no? E poi piano piano le cose emergono. Quindi eviterei queste generalizzazioni. Ci sono tanti parlamentari che non fanno quasi nulla o che fanno nulla, e alcuni parlamentari, chissà come mai sempre i parlamentari della Lega in prima linea, che lavorano quotidianamente, si impegnano anche per il proprio territorio. Sul discorso della sanità, anche qua è un tema che abbiamo spesso sollevato, cioè abbiamo una sanità a 3 velocità, una sanità al sud che crea solo dei buchi di bilancio enormi, quindi tutte le regioni meridionali sono oggi in deficit sanitario. Abbiamo il centro che è fatto dal latte sostanzialmente, che anche quella è una voragine, un buco dove vengono drenate risorse, e poi abbiamo le regioni del nord che sono finanziariamente virtuose, ma come diceva il cittadino, lo sono finanziariamente ma a spese dei cittadini. Il problema è il solito che noi poniamo, abbiamo posto e continueremo a porre. C'è un'Italia a più velocità, c'è un'Italia differenziata, c'è un'Italia che lavora e un'Italia che drena risorse e che invece non lavora. E qui è il solito discorso, per cui introdurre il federalismo fiscale con i costi standard in sanità avrebbe permesso di risolvere in parte questo problema, di iniziare ad affrontarlo. Questo non è stato possibile, anche perché oggettivamente poi la situazione del consenso politico è mutata. La gente ha preferito anche al nord votare movimenti di protesta, dove magari si dice genericamente che sono tutti ladri, che sono tutti persone che non meritano
l'indennità che percepiscono, e si è dimenticata dei problemi reali, concreti che noi ponevamo e che continuiamo a porre. Ecco, tornando un po' all'amministrazione e al fatto che tu hai accennato anche al pacchetto sicurezza, so che in tema di sicurezza a Chiari tu hai fatto moltissimo. Sì, è stato uno dei temi fondamentali della mia prima campagna elettorale, che poi ha trovato attuazione in molti progetti che hanno avuto anche un ambito territoriale più vasto rispetto ai confini amministrativi di Chiari. Penso al progetto Sicurezza in Volo, che è un progetto che vede all'opera un velivolo, un aereo che abbiamo comprato con un finanziamento del Ministero dell'Interno, allora era il ministro, il presidente Maroni, e che oggi funziona benissimo questo velivolo e serve proprio da pattugliamento dall'alto di un territorio costituito da 18 comuni, e quindi ha una funzione proprio di sorveglianza continua, sia per quanto riguarda la sicurezza, anche la sicurezza urbana ovviamente, ma anche per quanto riguarda il traffico, i cantieri. Per esempio sulla questione Brebemi noi abbiamo avuto il compito proprio anche da parte degli organismi di tutela ambientale e anche delle procure di continuare a fare riprese visive, fotografiche, proprio per vedere che non ci fossero tentativi magari da parte dei subappaltatori di Brebemi di utilizzare quella opera per fare cave abusive, per scavare dove non dovevano farlo, eccetera. Quindi scusa se ti interrompo, ma quindi avete fatto una convenzione tra questi 18 comuni? Esatto, è un patto locale di sicurezza urbana, tecnicamente si chiama, che è stato il primo patto locale di sicurezza urbana in provincia di Brescia e mi pare il secondo in Regione Lombardia, che si basa proprio non solo sulla legge della Regione Lombardia numero 3 del 2004, che è una legge avanzatissima in materia di sicurezza e che anzi direi che è un fiore all'occhiello di Regione Lombardia, ma poi si basa ovviamente anche sulle nuove normative del 2008, il primo pacchetto sicurezza. Abbiamo fatto questo patto, questa convenzione ha dato vita a questo progetto e ad altri progetti, per esempio penso anche al laboratorio per la verifica dell'autenticità dei documenti. Sono stati tanti progetti finanziati poi dal Ministero dell'Interno che ha e che comunque sono sempre progetto. continuati. Sono continuati assolutamente, continuano, per esempio penso al discorso dell'autenticità dei documenti, noi veniamo quotidianamente interpellati dalle forze di polizia dello Stato, dalle forze dell'ordine dello Stato per avere il certificato della non autenticità di una patente piuttosto che di un titolo di soggiorno. Noi svolgiamo un ruolo davvero di punto di riferimento per un intero bacino a livello di sicurezza. Beh, molto interessante. Che non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere un comune a svolgere questo ruolo, dovrebbe essere la prefettura, la questura, ma noi abbiamo una situazione dove le prefetture, le questure dichiarano di non avere neanche i soldi per poter affrontare le cose minimali e quindi noi ci siamo auto-organizzati, siamo diventati un po' il presidio della sicurezza sul nostro territorio, con progetti innovativi che, devo dire con la verità, poi sono stati copiati anche in altre zone e quando si copia in materia di sicurezza è un fatto estremamente positivo, non è un fatto negativo. Ecco, mi spiace molto, ma la trasmissione è quasi terminata, non abbiamo neanche fatto in tempo a parlare un pochino, ma quindi ti prenoto già per esatto, però appunto a fine trasmissione ci sono tra breve le elezioni, tu stai preparando il bilancio di fine mandato, esatto. Come pensi di affrontare queste nuove elezioni? Darai una mano al nuovo gruppo? Ti candiderai anche tu? Ma io credo sempre che chi ha svolto il suo ruolo da sindaco per 2 mandati poi debba fare un passo indietro, nel senso che deve dare la possibilità ai ragazzi giovani che sono cresciuti a Chiari e che mi hanno affiancato nel ruolo di assessori e di consiglieri comunali di provare a, come dire, volare da soli. Sono in grado di farlo, loro hanno tutte le caratteristiche per farlo. Io ovviamente aiuterò queste persone nella fase iniziale e darò un mio contributo, ma che sarà sempre discreto e in seconda fila. Non mi candiderò perché non è, ripeto, è giusto che il sindaco che ha fatto 10 anni, che ha dedicato 22 anni della sua vita alla comunità,
ora torni anche alla sua attività professionale e ai suoi effetti. Ovviamente la passione politica uno non la perde dall'oggi al domani, rimarrà, però è anche giusto, ripeto, che adesso la nuova generazione si metta vada alla prova. avanti. Esattamente. Bene Sandro, io davvero ti prenoto per un'altra trasmissione su Radio Padania, perché Molto parlare con te è volentieri, proprio un piacere. Altrettanto. E devo dire che sei davvero tu e la tua amministrazione un chiaro e bell'esempio di cosa sa fare la Lega e cosa sanno fare i leghisti quando amministrano concretamente una città. Quindi davvero buon lavoro per questi ultimi mesi che ti aspettano. Un saluto a te e a tutti i clarensi. Grazie di cuore, e ricambio i saluti a te e a tutti i ragazzi di Radio Padania. Bene, grazie quindi a Sandro Mazzatorta per essere stato con noi. Davvero abbiamo parlato di cose interessanti, ma altro ci sarebbe da raccontare, ma ci sarà l'occasione. Noi ci risentiamo, cari ascoltatori, la prossima settimana, martedì alle ore 16 e come sempre io vi auguro buona Padania. Avete ascoltato Filo Diretto.